Ci sono i problemi del lavoro in cima alla lista di preoccupazioni dei veneti. È il dato che emerge da un sondaggio della UIL forte di quasi 17.000 interviste in tutta la regione. Ed è una preoccupazione che dura per la maggior parte della vita, la più urgente da risolvere secondo le risposte di una fascia di intervistati che va dai 18 ai 59 anni. Loro dicono: io ho un contratto di lavoro, ma ho un contratto di lavoro a termine, e chi ha un contratto di lavoro normale è un po' a singhiozzo, un po' cassa integrazione, un po' no. E chi invece ha la fortuna di avere un contratto di lavoro normale a posto dice: con lo stipendio che prendo non riesco a far fronte ai miei impegni. Quando a rispondere sono i maggiori di 60 anni, però, la preoccupazione maggiore diventa la sanità, soprattutto non per questioni di liste d'attesa o malfunzionamenti degli ospedali, ma per il rapporto con i medici di base. Noi li chiamiamo, non ci rispondono, ci vogliono 15 giorni prima di avere una risposta e siamo obbligati ad andare al pronto soccorso. Al pronto soccorso ci danno una lista di esami da fare, dobbiamo prendere gli appuntamenti e poi magari bastava solo che il medico ti guardasse. Un'altra sorpresa ancora maggiore arriva infine dalle risposte dei minorenni. Per 1 su 5 degli intervistati il primo problema è la sicurezza. Vivono una situazione drammatica di bullismo. Vivono una situazione difficile nel salire nell'autobus se non danno 5 euro ai bulli, se non gli pagano la pizzetta, se non gli fanno le fotocopie, cioè una situazione che non immaginavo fosse così, ma io credo che loro stiano vivendo un inferno. Io credo che il sindacato possa fare e debba fare qualcosa di più su questo. Da lavoro alla sanità, problemi da affrontare e da risolvere, dice il segretario generale della UIL del Veneto Roberto Toigo. Per il sindacato, le risposte di questo sondaggio rappresentano un'agenda di lavoro per rispondere ai cittadini.